Seconda corsa, premio Pringi. È una condizionata per cavalli di 3 anni non vincitori di 7.500 in carriera. 9 al via, 1 Breeding Demi, Pietro Gubellini, 2 Bowie, Roberto Andraghetti, 3 Beatrice San, Vincenzo Piscoglio, 4 Bimbo di Mille, Sandro Miraglia, 5 Balance MTT, Manuel Pistone, 6 Balillas Light, Andrea Vitagliano. Seconda fila 7 Blade Runner Font, Adriano Scatolini, 8 Barney Lenny, Enrico Stefani, 9 Baltimora dei Bug, Nicola Bortolotti. Stacco della macchina, veloce Bowie al pari di Beatrice San che insiste sull'avversario, poi vediamo Bimbo di Mille di dentro Breeding Demi, curva con l'errore di Bowie. Numero 2 Bowie Si porta all'esterno Roberto Andraghetti, filtra Breeding Demi, intanto Beatrice San a buon vantaggio, 14,4. Per i primi 200 metri vediamo di fuori numero Bimbo 9, di Mille. Baltimora dei Mag, Tanto Pietro Gubellini, vediamo se accenna a spostare al largo, va a sondare le intenzioni di Beatrice San. 29,8, ma sempre intenzionato a correre davanti Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, quindi si adegua secondo Pietro Gubellini con il favorito Breeding Demi, poi vediamo terza alla corda Blade Runner Font, è rimasto nella posizione peggiore invece di fuori scoperto Bimbo di Mille, 45,4, i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Beatrice San su Breeding Demi, poi Bimbo di Mille, lungo la corda Blade Runner Font a precedere Balillas Light, 15,4 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 8 decimi, vediamo spostare all'esterno anche Barney Lenny ma è ancora molto indietro, intanto prosegue in vantaggio la figlia di Malabor Circola S, la sua scia è sempre presa da Breeding Demi, chilometro in 1,16 appena abbondante, retta di là, si staccano i primi due con Beatrice San che prosegue di buona lena, Breeding Demi la segue come un'ombra, poi dalle retrovie prova Enrico Stefani a farsi luce con Barney Lenny che viene molto bene dalle retrovie, 14,9 la retta di là, ora Pietro Gubellini sposta al largo con Breeding Demi, ma Beatrice San è ancora tonica al comando, si avvicina anche Barney Lenny. La lotta è fra questi tre, ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo, Beatrice San in vantaggio, ci prova Breeding Demi, ultimi 50 metri, insiste Breeding Demi su Beatrice San, ma viene comandato molto bene Breeding Demi e viene a vincere su Beatrice San e Barney Lenny. 1,15,1, ancora l'accoppiata Gubellini-Bellei, storici rivali, oggi alleati in queste due prime corse dell'Arcoveggio, bella doppietta per questo figlio di Ideale Luis che è venuto a debellare una comunque validissima leader Beatrice San, Breeding Demi, Pietro Gubellini, Enrico Bellei al training, ancora il doppio anche per la scuderia Eurocolor, bottino pieno in queste prime due da Bologna. Buon secondo comunque per Beatrice San e il terzo per la sempre positiva Barney Lenny.